Don Albino, vi capisco. Io tengo una nottata addosso che Dio lo sa. Non ho chiuso occhio. Ah, poi... questo dicevamo con Donna Rosa. Dormire è diventato un lusso. Donna Rosa? Non dorme, Don Pasquale. Non può dormire, non può dormire. Le ansie, vero, i pensieri. A capo un coppo cucina la notte. Volla. E quello che c'è dentro esce fuori. A me non mi esce fuori niente. La mia coscienza è tranquilla. E se non dormo la notte è perché... Perché? Perché? Perché... Ma che ne faccia perché? Perché è morto su assai. Su assai. Basta, su assai è morto. So più è morto che è vivo. Lo credo. Non è morta gente da quando è nato il mondo. Ma voi di quale morte parlate? È morto. A gente che muore perché ha da morire. Ecco, quelli che muoiono con la morte, cioè naturalmente. E quelli sì, quelli si mettono in pace e danno pace pure a noi. Ma gli altri no, non basta agli altri no. Quelli che dovrebbero vivere ancora e che muoiono invece per volontà di un loro simile. E chi lo se ne vanno? Quelli restano in mezzo a noi, intorno a noi, si nascondono sotto i tappeti, sotto i seggi, sotto i mobili, nel legno dei mobili si mettono. Sono persistenti, sono tenaci, sottili, e che si nascondono. Quante volte di notte, noi lo diciamo sempre, di notte, Don Pasquale, mentre uno ha pigliato sonno, sta là, al primo sonno, ha smorzato pure la luce nel buio della notte. Sentite... Madonna, che è stato? È coperto per l'aria, ha paura. Che c'è? Che ha appicciato la luce, non c'è nessuno nella stanza, che è successo? Poi vi rendete conto, dice, beh, va bene, è il legno del mobile che si è spaccato. Un mobile che stava tanti anni in casa, si spacca il legno proprio in quel momento. È stato un morto. È stato un morto che ha protestato, ha minacciato, si è difeso, ha accusato, e come no, vi ha sfottuto. Una porta s'arapa, per esempio, si apre una porta alla vostra insaputa, così, mentre state facendo un lavoro, non so, state scrivendo. Alle vostre spalle si apre la porta. Chi è? Avanti, chi è? Chi è? Correte, guardate, non c'è nessuno. Dice, ma che è successo? Beh, come si è aperta sta porta? Ma come? È bello. E chi l'ha aperta? Poi la giustifica la nostra coscienza. Beh, sai, si è aperta così, da sé. Sì, una porta si apre da sé. È stato un morto. Morto, aperta la porta. Va guardate, va minacciate, sapete? Si è fatto arsato, ha chiuso la porta ed è sparito. Si nascondono, Pasquale, nei mobili, nelle sedie, nelle giacche si mettono. Ti ostacolano il movimento e stendi a metterti la giacca, non te la può mettere, non dà fastidio, devi durare fatica. Sono loro, sono i morti, si mettono in te cravatte. Si mettono nelle cravatte. La mattina, voi state annotando la cravatta e non ci riuscite. Dice, ma che state? Ma io sono così bravo, ma come ogni mattina, in un momento, io me lo annoto, stamattina crema. Ma che state? Che è successo? E chi l'hanno morto che si è messo in la cravatta, che la manella imbroglio il capo sotto, mi innervosisce, la cravatta non va a fare, non ve la fate la cravatta, non ve la potete fare la cravatta, non ve la fate. Perciò non possiamo dormire la notte, caro Don Pasquale.